La trasmissione è offerta da Pasta di Sardegna, pasta fatta in Sardegna da gente di Sardegna. A tutti bentornati, puntata dolcissima questa dei segreti del cuoco. Che cosa ci prepara Teresa? Oggi prepariamo le caschettas, o tilicas o ziddinas, tre nomi diversi per lo stesso dolce. A seconda della zona in cui ci troviamo il nome cambia, ma il dolce è pressoché lo stesso. Questi sono gli ingredienti per preparare le caschettas, gli ingredienti base. Ovviamente questa è la ricetta di dolce salato, riola sardo. Allora, questa è la semola, lo strutto e il sale. Si amalgamano gli ingredienti insieme e da questi ingredienti si ottiene una pasta morbida, elastica, con la quale poi, una volta stirata, si otterrà l'involucro che conterrà gli ingredienti base, che sono le mandorle tostate e macinate, il miele per preparare le caschettas di miele, la sappa, che è questa, ovviamente sempre le mandorle nella sappa. Dopo aver amalgamato miele e mandorle si ottiene un composto che è morbido e ha un gusto particolarmente buono. Oppure con la sappa si ottiene un composto scuro, morbido, che sembra quasi una marmellata. Questo è l'impasto di miele, che è morbido, ma il miele poi si indurisce a contatto con le mandorle e lo poggiamo qua. Questo è l'impasto di sappa, che è molto morbido, perché è quasi una marmellata, perché la sappa è decisamente più morbida lo poggiamo qua. Questa invece è la pasta, che è la pasta violata, che deve essere sottilissima, perché altrimenti se è molto grossa non è buona. Allora, dopo di questo prendiamo una rosuita, tagliamo le righe di pasta, la prendiamo, la giriamo dall'altra parte, la tagliamo in due, dentro mettiamo in questo caso il miele, poi prendiamo la sfoglia, la tiriamo, la chiudiamo, la sfoglia è tutta decorata e così abbiamo fatto la caschetta, tilicca, ziddina. Poi prendiamo, questa è quella col miele, prendiamo l'impasto di sappa, lo poggiamo dentro la sfoglia sottile, stiriamo la pasta mentre la lavoriamo, la chiudiamo e così la possiamo fare anche in un modo diverso. Dopo di questo vanno messi in forno per pochissimo tempo, perché si deve solo cuocere la sfoglia, perché l'impasto interno è già pronto. È fatta la tilicca. Ed ecco l'opera d'arte finita, apprezzata soprattutto da chi? Dai turisti, perché attratti da questa pasta sottilissima, dall'ingrediente diverso e dal gusto anche. Ecco, dal gusto che deve essere accompagnato da una buonissima acquavite. Un bel bicchierino di acquavite, che è la novità della nostra produzione, non è altro che un distillato di vino affinato con le radici di liquirizia. E questo dà proprio al prodotto una qualità particolare, lo rende morbido, lo rende accattivante nel suo colore, come potete vedere, ma in particolare ci lascia quel retrogusto del legno della radice di liquirizia, che è qualcosa di spettacolare. Qual è la procedura? La procedura per ottenere l'acquavite da liquirizia è abbastanza semplice, se vogliamo. Noi non facciamo altro che appunto acquistare le radici di liquirizia e sbucciarle, chiaramente con dei coltellini affilati. Dopodiché interveniamo sul bastoncino e la tagliamo a pezzettini affinché l'alcol entri nella parte legnosa della radice e ne estragga le sue qualità principali.
Dopodiché con un'infusione chiaramente mirata e particolare, perché comunque sia, se esageriamo con l'infusione tiriamo fuori anche altri elementi non nobili della radice, no, adesso no. e quindi con un'infusione mirata e testata noi riusciamo qui a ottenere quindi sì, raccontiamo. una qualità liquidizia che è unica nel suo genere, perché comunque sia in Sardegna non la produce nessuno e anche nel panorama nazionale pensiamo di essere le prime aziende che producono un prodotto simile. E ora si versa l'anima sarda, avete scelto un nome rappresentativo. Assolutamente, il nome anima sarda perché volevamo comunque sia, uscendo dal contesto regionale, dare una visibilità e una denominazione precisa e chiara sulla provenienza del prodotto, quindi qual è il miglior nome di anima sarda? Quindi forte Anima, identità di spirito Sardegna. Assolutamente sì.